Si è rischiata una tragedia all'alba lungo la superstrada pedemontana veneta. All'altezza di Povegliano 2 agenti della polizia stradale sono stati travolti insieme a un tecnico dell'ente gestore, il SIS, da un'auto che è piombata a forte velocità sul gruppetto intento a rilevare un incidente. L'episodio alle 4 del mattino, poco prima dell'uscita di Povegliano Est. L'automobilista alla guida della vettura non si è accorto della presenza degli operatori sul posto. 3 i feriti, anche se in maniera non grave, che sono stati accompagnati nei pronto soccorso di Montebelluna e Treviso per essere visitati. Distrutta l'auto di servizio degli agenti della Polstrada, così come il furgoncino rosso che si trovava sul luogo del sinistro, mezzi che sono stati rimossi dal carro attrezzi. L'incidente riporta alla mente il sinistro costato la vita in A27 al 41enne Vasile Iosif, travolto e ucciso il 18 giugno sul Fadalto da un tir che non si era accorto che l'operaio stava segnalando ai mezzi in transito un'auto in panne.